qua, amici telespettatori, siamo nella rubrica delle riconciliazioni e questa sera abbiamo un ragazzo praticamente di Marsala che si vuole riconciliare con la sua ex moglie. È un ragazzo a 38 anni e da circa 5 anni si è lasciato con la sua ex e adesso, questa sera, cercherà praticamente di poter riconciliare il rapporto tramite noi. Ve lo presento subito, si chiama Gianfranco. Ciao Gianfranco. Piacere Gianfranco. Allora Gianfranco, tu praticamente ti sei presentato qui questa sera per cercare di riconciliarmi con mia moglie. con la tua ex. Siamo no ex, non è ex, per me è ancora mia moglie perché siamo separati, non siamo divorziati. Sì. E quindi possiamo, mentre siamo in tempo, possiamo iniziare questo cammino. Poi io ci provo, se lei è d'accordo iniziamo di nuovo un'altra vita, un'altra possibilità, un'altra cosa, come una macchina che si rompe, l'aggiusto e cammino sempre con la stessa macchina. Certo. Se poi non c'è niente da fare di quella macchina, che poi sta una rottamazione una macchina, Certo. si spaccia e finì, e ne fanno ferro vecchio poi, è giusto? Una cosa Ascolta Gianfranco, come vi siete conosciuti con tua moglie? come ci siamo conosciuti? Ci siamo conosciuti grazie a un'amica. Il destino di Dio è stato. Ci siamo conosciuti il giorno della Madonna della Cava, ci siamo conosciuti. Quanto tempo vi siete frequentati prima di sposarvi? Ci siamo frequentati poco, tutto poco è successo e poi ci siamo sposati. Cioè è scattato praticamente una molla e colpo di fulmine, vi siete innamorati, vi siete Ci siamo sposati. innamorati e ci siamo sposati. Siete rimasti sposati quanto? Però allora non stavo bene come sto bene adesso. Lei aveva la speranza in me di farmi migliorare, che quella voglia di. Però tutta questa voglia, tutto questo non si è visto, tutto questo miglioramento in me. Fino a quando lei ha perso la pazienza, c'erano i bambini pure, diceva ho paura, i bambini che soffrono vicino Voi al suo praticamente padre, sposati quanto tempo siete rimasti? 3 anni. 3 anni. 3 anni però, 3 anni di malavita sono stati, lo dico io pure che lo dice lei. Esatto. Cioè 3 anni praticamente Sempre di litigi, problemi. Ci sono state anche delle belle. Da parte tua o da parte sua? Da parte mia più. Da parte tua. Più Perché da tu parte praticamente perché io soffrivi. col malessere che avevo addosso, capito? Non ero capace di cercare di portare avanti la famiglia, quella responsabilità, quel benessere che c'è, quell'armonia familiare che c'è in tutte le famiglie sante, tutte le sante famiglie. Poi la colpa è mia. In questo amore sono nati figli? In questo caso è mia la colpa, poi non voglio dare. Certo. Lei le sa le sue colpe, non è che posso giudicare lei, Certo. giusto? Come si chiama tua moglie? Graziella. Grazie. E quanti anni c'ha? Quando è me? 38. 38. Ed è sempre di Marsala. Quindi tu praticamente non hai tentato nessuna via di riconciliarti, di parlarci o farci parlare a qualcuno praticamente? Ci ho tentato, però non ero ancora molto sicuro di me stesso, capito? E quindi lei l'ha capito e siccome forse dall'alto non c'è stato quel comando di far unire la famiglia, c'è stato il comando del Signore di cercare di avere tempo al tempo. Poi io penso che sia il momento giusto e il momento opportuno per cercare di tornare con la famiglia. E preferirei quest'estate, anzi di andare a mare da solo, di andarci insieme a lei e insieme ai miei figli. Certo. Poi la volontà di Dio. Quello che lei pensa e che vuole fare non è che posso essere possessivo di quello che lei. Certo. Ascoltami Gianfranco, cos'è che provi ancora per tua moglie? Io provo tanta tenerezza e tanto amore per tutte quelle, soprattutto per gli errori che ho fatto nei suoi confronti. Per gli errori che ho fatto nei suoi confronti mi fa dolore il cuore e mi vengono i sensi di colpa, questo. Per i miei errori che ho fatto, che non ho saputo portare avanti la mia famiglia. Per questo. Dopo 3 anni praticamente ci sono stati problemi e il matrimonio diciamo è naufragato, giusto? Aspetta, 3 anni di meno penso. Meno di 3 anni. 3 anni su per giù. Hai avuto figli? 2. 2 figli che stanno con lei. Che stanno con lei. Tu li vedi? Li vedo il sabato. Il sabato. Ogni volta un casino succede sempre che mi arrabbio perché la vorrei avere vicino, cercare di trovare la soluzione per parlare con lei, per discutere magari. Sono 5 anni che non la vedo e non ci penso, non ci pensa né io né lei di cercare di riconciliarsi. Poi almeno ci tento con questa cosa, nemmeno ci volevo pensare. Fino a pochi giorni fa pensavo di farmi un'altra vita, ma poi oggi tornando a casa dicendoglielo a mia madre ci tentaci a meno. Che c'è di male? Certo. Ma io se mi vuole devo fare sta già malafiura, non basta malafiura che ha fatto mentale di tutta la mia vita. No, ma vedi, non è una brutta nella vita. nella Tentarci non è mai una brutta nella vita. Almeno potrai nella dire. vita uno in relazione dice meglio ricevere che farle. Almeno potrai dire ci ho tentato. Posso dire che ci ho tentato almeno, se cerca di non tornare con me. Certo.
È giusto, non è che io sono possessivo e deve tornare per forza con me, ma se non lo ammazzo, io ci provo almeno. Certo. Ascoltami, quanto tempo è che non vedi Grazzilla? Assai, non mi ricordo, assai. Assai quanto? Boh, Ultimamente quando è stato? l'ho vista per caso così, sì. Per caso? Cioè tu non la vedi neanche quando vai a prendere i tuoi figli? Neanche la. Non si fa vedere lei? Non si fa vedere. Nasconde? Si nasconde. Ma il motivo principale che lei ti ha lasciato qual è? Quello che stavo male, io ero confuso, no, siccome sono con matto la testa, tipo, sono. Sei depresso, diciamo, soffri di depressione? No, adesso sto bene perché giustamente mi curo, faccio la cura dei psicologi e cose e vado avanti. In quel periodo stavo male, ero depresso ed ero molto possessivo, come ho detto prima, vedevo tutti i lati negativi della vita, tutte le oscurità negative e quella un poco oggi, un poco domani si è stancata. Dice, anche per questo non ci voglio dare tutti i torti io a lei, capisci? Certo. Proprio per questo. Si è stancata e dice io devo crescere i miei figli, poi se ha un altro non lo so, io penso di no, che non ha nessuno. Poi non lo so. Sta a lei decidere se mi vuole, se lei vuole ricominciare di nuovo un'altra vita, sì, dimenticando tutto il passato, quello che vuole fare, io sono d'accordo a lavorare, a cercare di portare la famiglia avanti, di quello che posso fare e di cercare di tornare insieme, per il bene dei figli soprattutto, perché a volte nella vita le bellezze non contano i soldi, non conta niente, quello che conta è comportarsi bene nella vita. Nel momento di rabbia pure io, per esempio il gestore del bar ieri sera mi ha fatto arrabbiare, l'altro ieri sera quando sono arrivato a casa ho detto il Vangelo della messa. Certo. E ora sono qua dicendo che non dovevo mettere più peso qua dentro perché Dio mi doveva raccogliere se metteva per qua dentro. La vita è perdono, la vita. Sono cose che o si sbaglia o si inzetta. Certo. È giusto? Siamo qua per amarci e per fare Gianfranco, bene. come mai, ti faccio questa domanda, come mai ti sei convinto di riconciliarti con la tua ex moglie? Perché Cioè, per dopo i bambini, 5 anni, per i figli, per esatto. i bambini. Come mai tu ci hai pensato adesso? Ci ho pensato pure prima, però tipo dopo, tanto per dire un giorno, 2 giorni, pensavo sempre ai lati negativi. Lei cercava di parlare con me e poi io mi arrabbiavo e poi dice tu sei lo stesso, sì, non ci torno perché ho paura che cominci di nuovo, capisci? Non c'era quella responsabilità, quella forza di andare avanti, quella fiducia, Ora mi sento pronto per cercare di cominciare questa vita. Se lei è d'accordo con me, che vuole tornare con me, a vivere con me, nella nostra casa dove eravamo prima, siamo contenti, sono contento, siamo contenti della mia famiglia. Altrimenti, a volontà di Dio, che c'è a fare? Mi posso ammazzare o mi posso imbeccare come hanno fatto da poco perché si hanno lasciato con moglie. Poi posso ir avanti. Quando lo offendo mi arrabbio proprio rabbia. Quando mi arrabbiavo con lei, tipo rabbia nel senso che non posso, dopo che ti conquisti una cosa e poi la perdi, tipo i figli, provi rabbia e te la prendi pure con le persone quasi quasi che non c'entrano pure. Ma poi trovo quell'amore di fratellanza perché ci conosciamo, lascia e prendi da quando eravamo bambini, cose. Questo. Vabbè, tu sai come va la cosa nella rubrica delle riconciliazioni, noi ti faremo fare un videomessaggio, tu praticamente dovrai parlare verso la telecamera come se stessi parlando con tua moglie, poi prenderemo questo videomessaggio e lo andremo a consegnare a tua moglie e vediamo praticamente che effetto le fa. E vediamo. Ci Esatto. proviamo. Quindi appena te lo darò io, tu praticamente dovrai guardare la telecamera. Sicuramente farà un casino che dirà tutte quelle cose, che dirà e chi sono fece kid. Tu giustamente tu dici per il passato non c'entra più, è tutto alle spalle. Cercate se dovete tornare insieme, di non pensare al passato e di cominciare una nuova strada. Non è il caso di spallarsi. È giusto? Certo. Se poi non vuole tornare con me e dice ammendua tutte cose, continua a ammenduare, è la volontà di Dio, che c'è a fare? Mi ammazzo, che ci posso fare? Io solo sto anche bene, infatti ho scritto questa poesia, Cuore solitario, che finisce il mio cuore, anche se sarà sogno un'altra partita, che sarà ben giocata. E non sarà mai dimenticata, se solo devo finire, quello che ti voglio con dire, Dio mai la vita potrà finire. le riconciliazioni sono una cosa seria, le riconciliazioni si fanno solo ed esclusivamente se tu ami quella persona. Io la amo. E se sei disposto a fare una qualsiasi cosa sempre per quella persona. Ma se tu mi dici io non l'ho se mi vuole va bene, su mi vuole, già praticamente penso che ma perché non ci vuole parlare con me, non si fa vedere quello e quell'altro, non si fa vedere mai di me, capisci? Anzi sono io che ci tento, che cerco di lottare per cercare di conquistare la famiglia. Se lei allora, non ci vuole tornare con me,
che ci posso fare? Io non è che sogno di stare lì, già mi sento a storia mia e può fare pure un casino già se mi lamenta per qualche discorso che posso fare io, perché se comincia Quanto tempo è che non parli con lei, con Graziella? Se tu parli e io comincio a pensare che questa cosa non mi piace, che tu dici, vuol dire che non c'è quella fratellanza, un compaciamento. Se io parlo e lei cerca di scoprire il lato negativo, io non è che sogno di stare cristiano, di stare io già in testa mia. Vabbè, non è che so quello che dice lei. Allora ascolta, tu in questo momento stai parlando con tua moglie Graziella. Sei pronto? Ok. Sei pronto? Pronto. Vai. Sto facendo di tutto per cercare di tornare con te. Quindi non pensare al passato e nemmeno le critiche di quello che dico, se posso dire se non so che tu non vuoi tornare con me, ci posso dire a quello. Non è che sono nella testa tua. Se tu ci vuoi tornare con me, iniziamo tutto da capo dimenticando il passato. E costruiamo la famiglia per il bene dei figli, perché ogni volta che guardo i bambini mi viene quella rabbia, dice ma perché viene, te lamenti e quell'altro, la rabbia che non siamo insieme e quei bambini che non si trovano il suo padre vicino, e la rabbia è questa a volte, che succedono quelle liti, come se sei arrabbiata l'altro giorno tua madre, tu ti arrabbi magari pure. La rabbia è questa, che non siamo una famiglia unita, questa è la rabbia. Io ci tento, ci provo, ma te lo giuro su Dio, se tu... Io non sono nella testa tua, se tu dici no, questa è l'ultima volta che ci tento, lo giuro su Dio e baso pure a te. È così, ho finito. Certo, era un videomessaggio un po' particolare, di solito si dicono altre cose, ma comunque se tu... Se non ci vuole tornare, io non è che... Certo. Che ci devo dire altre cose, io la amo, io ti amo, Graziella, non è che... Questo lo sto facendo perché ti amo, altrimenti nemmeno lo facevo. E nemmeno perché me lo dice mia madre, perché comando sempre la testa mia. Come avete visto, amici telespettatori, Gianfranco, 38 anni, di Marsala, è un ragazzo praticamente che è un pochino, si può dire, un pochino depresso per appunto per ciò che gli è accaduto con la sua ex moglie. No, sto bene, grazie a Dio, non è che sono depresso, sto bene perché sabato come un grillo parlante, sabato, ora a diventare un altro, ormai l'ho dimenticato tutto il passato che ho alle spalle e poi non voglio dare la colpa a lei perché già ce l'avevo da prima la depressione, non è che è stata lei a farmi deprimere. Esatto. Ho avuto delle disavventure, delle brutte esperienze, sono stato male, ho avuto problemi, ma non voglio dare la colpa a nessuno. E poi sto bene, e per questo mi sento pronto per cercare la famiglia, di riconciliarti. Di riconciliarmi, se tutto sarà possibile, che Dio lo vuole, perché quante volte noi vogliamo una cosa, Dio delle sopra non vuole, non succede. Allora tu praticamente in onore di tua moglie... Io per onore di mia moglie ho scritto questa poesia, per cercare di giocare una partita, sì, che mai, un'altra partita che mai finirà. Un'altra partita che mai ne finirà, con Dio e con tutta con tutto quello che lui ci manda. Vabbè, allora tu reciterai questa poesia scritta da te, le parole sono tue. Le parole sono mie, che in onore di il tua presente, il futuro e il passato fa parte di questa poesia. Certo. Del presente che adesso sono ancora solitario, anche se c'è tanta compagnia qua davanti a me che sono... Grazie a Dio devo dire che mi trovo con questa gente vicina pure. Va bene. E grazie per quello che deve avvenire. Perfetto. Allora, sentiamoci la poesia di Gianfranco. Cuore solitario, un cuore solo ha la speranza di trovare compagnia, per sorridere, per vivere, per sognare, senza mai dimenticare che si può per sempre amare. Io sono solo, rinchiuso in un volo ottuso, e nel cammino del cor mio mi accorgo di non essere più solo e scopro Dio, che con tanto amore consola il mio cuore. Canterò, riderò e scherzerò, e anche se sono solo è sempre vita. È come giocare una partita che mai finirà. È per questo che la mia vita mai si dimenticherà. Sogno un'altra partita che non sarà mai dimenticata, ma sarà ben giocata, solo per capire che la vita infinita con Dio mai potrà finire. Bravo. Sogno un'altra partita per cercare... Questa praticamente un'altra partita. L'hai scritta tu. Un'altra partita, giustamente, un'altra partita... Significa un'altra vita. Un'altra partita tipo, può essere pure un'altra partita insieme a mia moglie, un'altra strada, una seconda vita, insieme a tua moglie, una seconda possibilità. Una seconda possibilità, per cercare di tornare insieme. Se poi non sarà possibile, solo per capire che la vita è finita con Dio potrà finire. C'è sempre Dio a consolarmi, certo. se non è possibile. Non è che mi metta a piangere, mi metta a chiedere, io sono un uomo e devo tirare avanti, è giusto? Giusto. Se la gente che mi vuole trattare mi tratta, che non mi vuole trattare mi si allontana, è giusto? Poi la volontà di Dio, è giusto questo. Io la sto cercando, se lei ha la porta del suo cuore aperta come ce l'ho io, iniziamo questa partita, nuova partita, non tutte e due da sole, insieme a Dio,
andando in chiesa, pregando, volendoci bene, non litigando, avendo la fiducia. Se poi non è possibile questo, io non è che sogno una testa rigia stura, se l'avessero avanti io potessi dire, cioè, sta cosa è possibile. Certo. Non è che sta a 10 km di distanza, so come pensa i Geremia, so come dice, so come si vuole pensare. Logico. Ma sa, te ancora adesso che è l'ultima volta che c'è dentro, perché giusto. Quello che ti posso dire io è che adesso proveremo a consegnare questo videomessaggio a Graziella e vediamo come la prende. Ok? Vabbè, amici telespettatori, a fra poco. Alberto, ho finito ora di tentare di consegnare il videomessaggio da parte di Gianfranco a Graziella, però non c'è stato un buon esito, perché praticamente lei non ha voluto vedere né il messaggio né essere intervistata. Da parte mia è tutto, ciao Alberto, ti do la linea. Hai fatto una cosa bella, perché non devi essere pentito perché hai fatto quello che hai sentito. Ho giurato su Dio che questo era l'ultimo tentamento di fare questa cosa, perché poi significa la sanità, poi continuare a girare a peso scecco. Lei praticamente, ho cercato di sapere il motivo perché lei praticamente non si vuole più riconciliare con te, per il fatto di stare con qualcuno non mi ha detto niente. No, ci avrà qualche altro, perché loro sono riservati, sono tipo gente tipo che ci piace nascondere le cose, anche cose più serie di queste, perché secondo me, che io non c'entro niente, sono riservati e ci piace nascondere. Io faccio tutto alla luce di Dio, io sono solo, lei invece non è sola e non ha il coraggio nemmeno di dirlo che c'è qualcuno. Io posso dirti solamente questo perché e nemmeno ho avuto il coraggio di farsi vedere, come hai detto tu, perché non mi sono messo niente per la figura che ha. Io posso dirti, Gianfranco, che nel modo praticamente di parlare con lei ho notato che praticamente lei era completamente convinta di non mettersi più con te, per cui mi fa tanto piacere, sono rimasto contento lo stesso, non è che mi faccio un problema perché lei non si mette con me, oppure la vita continua. Se come se, tanto per dire, qualcuno della famiglia, io quello che posso dirti è di metterti l'anima in pace, se gioco molto si chiama Giorgiona, moro padre, moro madre, si chiama Giorgiona, è già ancora viva, tutto è buono e benedetto, a me mi interessa solo dei miei figli, mi interessa e basta. Va bene, Gianfranco, non lo so, vuoi, non so, fare una rubrica di cuore solitario? Io più di questo non posso. No, non mi va adesso. Niente. Non mi va, quando me la manda Dio, che me la manda è buona, esatto, al momento opportuno. Tanto preferisci praticamente rimanere da solo? No, non preferisco rimanere da solo. Mi piace tipo avere una persona che mi stima, che mi ama per come merito, perché io so amare, e quando non mi sento amato, certo, come tutti gli altri ci sentiamo male, si crea un malessere o nell'amicizia o nella famiglia, comunque esso sia uno. Certo. Si crea tipo, uno si crea
un malessere dentro, ma io non mi faccio più problemi, ormai ci sono abituato, non è questo il caso. Va bene. Volontà di Dio. Io penso che non è il caso di dirti se vuoi fare un altro videomessaggio rivolto a lei. No, non mi interessa, non mi interessa. Niente. Quindi ci abbandoni completamente il pensiero. Ci abbandoni il pensiero, dico. No, basta, ormai è finita. Ormai per me, io ci ho tentato, almeno posso dire un giorno di fronte al Signore, siccome siamo sposati in chiesa, che ci ho tentato con tutti i modi. E se un giorno dopo che morirò, questo è un discorso paranormale, il giorno che morirò lei si presenterà alla sua anima e lei morirà, perché tutti abbiamo una vita Certo. con gamba Siamo di cent'anni, passaggio, siamo di passaggio. E il Signore me l'avete davanti, Certo. è sicuro che se non sono io a allontanarmela, a farla allontanare sarà il Signore che me terrà lontana da me questa donna. Va bene, Gianfranco. In bocca al E lupo. le donne sono fumo e cenere, come lei. Intanto. Va bene. Amici telespettatori, per la rubrica delle riconciliazioni Alberto vi saluta e vi saluta anche Grazie, Gianfranco. Ciao. Oh yeah!